Buongiorno da Rosolina Mare, Festa del Vento, versione 2023, siamo qua con il patron di questa manifestazione, Guillermo Linares. Ancora qua, ai Bagni del Moro, tra l'altro siamo qua con il gran patron dei Bagni del Moro, ciao Enrico. Ciao Leandro. Che edizione è questa? E che edizione è? Abbiamo perso il conto. Abbiamo perso il conto, davvero. Questa volta il vento c'è però. Questa volta il vento c'è e molti non credevano che il tempo potesse cambiare, ma qui penso che con lo spirito che c'è tutto cambia. Tutto cambia. Da dove quest'anno? Da tutte le parti d'Italia? E un po' da tutte le parti d'Italia sì, anche se è una cosa con molto sacrificio perché l'appoggio non c'è, mi piacerebbe tanto che questo venisse segnalato perché stiamo facendo con grande sacrificio grazie all'agenzia La Veneta, Oderico qua del Moro e tanti altri, l'agenzia La Ponte, l'albergo Pinewood e poi chi è che non ho nominato? Il Sabbia Mare che è qui davanti e molti altri che ci stanno dando veramente la Teorema Casa, Federico Avanzi che ci stanno dando una grossa mano e siamo riusciti anche quest'anno, nonostante il brutto tempo, siamo riusciti a salvare la giornata della Festa del Vento. Grande Guglielmo, però io devo fare una ripresa a Ulderico, perché Ulderico è il gran patron del cross, fa queste cose, è penso il bagno più antico o più vecchio di tutta... Vecchio di Rosolina Mare è partita dal Bagno del Moro. Quindi Ulderico, 1949. complimenti a te e a tua famiglia. Grazie. E come sempre buon vento. Grazie.